buonasera a tutti. Buonasera. Le energie sono poche perché questa settimana è ricominciata la scuola. Per noi no, perché siamo vecchi e lavoriamo, ma per voi giovani sì, è ricominciata la scuola. E quindi è un momento di tante energie che vanno, è finita l'estate, si ricominciano tutte le normali attività e l'argomento di cui vogliamo parlare questa sera è di una cosa che tutte le persone amano, le difficoltà. Oh, che bello avere problemi, che bello quando le cose vanno male, che belli gli imprevisti e quelle cose che ci rendono infelici, che noi facciamo dei piani e ce li scombinano tutti. E per cominciare a parlare di questo argomento e di come noi dobbiamo reagire e vivere alle difficoltà, vi invito ad aprire la parola di Dio in Daniele capitolo 6, versetto 10. Il contesto è che il popolo di Israele, una parte del popolo di Israele, era stato deportato nella terra di Babilonia, una terra nemica, una terra ostile che venerava altri dei. E Daniele era un giovane di Israele che stava venendo preparato per essere uno degli uomini più importanti del regno. E a un certo punto le persone che erano lì attorno, i consiglieri, le persone importanti del regno, volevano far fuori Daniele, volevano metterlo fuori dai giochi, volevano metterlo in cattiva luce davanti al re. E visto che loro sapevano che lui era fedele a Dio, convinsero il re ad emettere un editto che obbligasse le persone ad inchinarsi al re e venerarlo come se fosse un dio. Quando Daniele viene a scoprire di questo decreto, guardiamo la sua reazione. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Come Daniele ha reagito alle difficoltà? Con coraggio, mostrandosi senza nessun problema, si è messo in ginocchio a pregare a Dio. Era stato appena vietato pregare altri dei, era appena diventata una cosa punibile con la morte e nel momento stesso in cui diventò punibile, lui decise di pregare il suo Dio, decise di mettersi in ginocchio e di pregare a Dio. E questa è una delle strade che noi abbiamo nella difficoltà. Quando ci sono i problemi, quando le cose non funzionano, Dio ci chiama a inginocchiarci di fronte a Lui e a pregarlo. Quindi invito tutti quanti ad alzarsi in piedi. Questo è un momento di lode, un momento di festa, un momento di gioia. Siamo qui a celebrare il Signore, un Signore che è accanto a noi nelle difficoltà. So che magari qualcuno di voi è arrivato qui con il cuore pesante, con tanti problemi, tante difficoltà, il lavoro, la scuola, gli amici, le bollette, una malattia, un parente che sta male, qualunque cosa. Ognuno di noi ha qualcosa nel cuore che lo opprima, ha una difficoltà. Ma stasera ti voglio dire che il Signore è con te. Il Signore si farà vedere nella tua vita in mezzo alle difficoltà. È un atteggiamento che Dio ama dai Suoi figli, è che noi siamo capaci di cantare a Lui in mezzo alle difficoltà. Quindi oggi voglio invitarti a prendere in mano i tuoi problemi, le tue ansie, le tue angosce, le tue paure, alzarle al Signore e dire: Signore, queste sono tue, io non so come risolverle, risolvile tu. Lodiamo insieme il nostro Dio. Buonasera, prima di iniziare con la nostra prima canzone, Grande in Forza, volevo leggervi un versetto che si trova in Efesini, versetto 5 da 19 a 20, ed è: parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa che Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ho scelto di leggervi questo versetto prima di iniziare perché sento che ci porta in questo spirito di lode e ringraziamento, ed è il motivo per cui siamo qui, tutti riuniti insieme, è per innalzare il nome del Signore e lodarlo, quindi che possiamo entrare nel nostro momento di adorazione con questo spirito.
6, 33-34 dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non state dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Penso che questo versetto ci parla molto su questo tema di cui tratteremo oggi. E il Signore ci sta dicendo qui guardate a me, rivolgetevi a me, venite a me in preghiera, è tutto di quello di cui avete bisogno e io vi darò tutto il resto. Tante volte ci dimentichiamo, ci preoccupiamo di tante cose, 1000 cose, ci sono sempre cose da cui preoccuparci, però il Signore ci dà la soluzione, il Signore è la soluzione, vuole che andiamo a Lui in primo posto e poi Lui risolverà tutto, anche le cose che ci sembrano impossibili. Cantiamo adesso La tua casa. Sì, scusate, cantiamo insieme il Re. Ci chiniamo e adoriamo Gesù.
Signore, noi vogliamo venire in tua presenza questa sera, Signore, per chiedere che il tuo Spirito Santo, Signore, sia presente qui, Signore. Vogliamo chiederti di aprire i nostri cuori, Signore, di aprire i nostri occhi, di aprire le nostre orecchie, Signore, a te, Signore, che possiamo conoscerti meglio, Signore, tramite questo messaggio, Signore, che la tua parola possa entrare nel nostro cuore, Signore, che non possano esserci distrazioni, Signore, ostacoli, Signore, che tu possa aprire ogni cuore, Signore, di ogni persona qui, Signore, di chi ci guarda, Signore, che la tua parola, Signore, che la sola verità, Signore, possa raggiungere a noi e cambiare la nostra vita, Signore, trasformarci, Signore, che niente, Signore, possa stare in mezzo a noi e a te, Signore, che possiamo entrare in tua presenza, Signore, e sentirti presente, Signore, in questo momento, Signore, ti chiediamo, Signore, che il tuo Spirito Santo, Signore, sia in mezzo a noi, Signore. Vogliamo più di te, Signore. Signore, tu sei benvenuto, Signore, in questa chiesa, Signore, in questa casa, Signore, in questi cuori, Signore, in queste vite, Signore. Ti vogliamo, Signore, vogliamo più di te, Signore. Vogliamo conoscerti meglio, Signore, la tua parola, Signore, che tu possa insegnarci come, Signore, imparare, Signore, come leggere la tua parola, Signore, come fare nostri i tuoi comandamenti, i tuoi insegnamenti, Signore, ogni giorno della nostra vita, Signore. Nel nome di Gesù, amen. Adesso cantiamo La tua casa.
Gesù, Signore. Amen. Potete sedervi. Sì. Ok, buonasera. Questa sera abbiamo una piccola variante nel culto. Prima della predica è venuto a trovarci un amico che si chiama Diego e lui è responsabile degli atleti di Cristo in Italia. Non so se conoscete questo movimento. In questo movimento si sono mossi dei nomi molto alti anche a livello internazionale, calciatori, giocatori di tennis, rugbisti, insomma ne sono passati veramente tanti. Io non sapevo, ma anche noi abbiamo i nostri atleti, ok? Vero Diego? Sì. E quindi ve li vogliamo anche presentare stasera. Quindi Diego, intanto ti invito qua davanti e dopo dobbiamo presentare un po' di atleti che abbiamo. Pastore, non abbiamo atleti a livello internazionale, lo saranno, ok? Abbiamo dei calciatori che saranno da Serie A e da Nazionale, ok? Voglio un amen? Ok, grazie. Ok, poi presenterai anche la... Ok, perfetto. Va bene, passo la parola a Diego che lui saprà spiegarvi meglio il suo lavoro, ok? Ok. Grazie. Grazie mille Sandro, buonasera a tutti. È sempre bello venire a condividere quello che il Signore fa nelle nostre vite. Prima di spiegarvi quello che faccio io o quello che il Signore mi ha chiamato a fare, voglio darvi una piccola breve testimonianza che si connetterà anche al messaggio che sentirete. Sono di Trieste, probabilmente avete sentito l'accento un po' strano, nato, cresciuto in una chiesa evangelica. Anch'io a quell'età, alla vostra età, ho iniziato a frequentare i campeggi e tutto quanto, però poi il Signore mi ha dato questo dono dello sport. Ero un fortissimo calciatore, ma veramente forte, miglior terzino sinistro del Friuli Venezia Giulia della mia annata, e quando sono stato convocato ho detto voglio smettere di giocare a calcio, e avevo 14 anni e tutti quanti impazziti, no, ma te devi continuare a giocare. Ho detto, mi annoiavo, letteralmente mi annoiavo. Poi a 14 anni ho iniziato a giocare a basket, non sapevo neanche che cosa fosse il basket onestamente, ho detto ma sì, andiamo a provare basket. L'estate dei 15 ho iniziato capacità e i talenti che lui me li aveva dati. Infatti questo qui mi ha portato a giocare 17 anni da professionista, quindi non un anno, non 2 anni, ma 17 anni. E in questi 17 anni, diciamo, ragazzi, possiamo parlarci apertamente, ho provato di tutto. Stando nel mondo, io definisco il mondo un Luna Park, perché quando entri in Luna Park, specialmente quando sei bambino e provi il gelato, la cioccolatina, la caramellina, ne vuoi sempre di più. Zuccheri, ovviamente noi sappiamo che sono zuccheri, ma l'attrazione che dà il cioccolato, tutte le cose dolci ti portano ad averne sempre di più. E per me il mondo era questo: più ottenevo cose materiali e non solo dal mondo, più le volevo. Ma arrivato a un certo punto nella mia carriera, in quell'anno era stato il mio miglior anno da professionista, ho avuto un tumore. Wow! Ero dalle stelle alle stalle in un millisecondo. Quell'anno era l'anno dove la mia carriera poteva svoltare, ma era successo questo. Ho pensato, che cosa farò? Guadagnerò ancora soldi? Giocherò ancora? Cosa sarà della mia vita? All'epoca, premetto, non ero credente. Ed è stato un percorso, perché in quel momento di difficoltà mia personale potevo avere tutto quello che materialmente volevo, ma non contava nulla, perché c'era qualcosa che aveva toccato la mia vita. C'era il Signore mi stava parlando, mi dicendo: Diego, stop, non puoi andare avanti così, fermati, hai raggiunto il tuo limite. Durante quel periodo il pastore della chiesa di Trieste, che la mia famiglia frequentava la chiesa, dal nulla mi ha detto: Diego, vuoi leggere la Bibbia? Io all'epoca bestemmiavo come un turco, proprio
Ho detto sì, senza pensarci un millisecondo, ho detto sì, voglio leggere la Bibbia. Indubbiamente è stato un percorso di 1 anno e mezzo, ma dopo 1 anno e mezzo ho deciso di dare la mia vita al Signore e da lì la mia vita è trasformata, completamente. Ho potuto godere ancora, il Signore mi ha dato la grazia e la misericordia di continuare a giocare a basket per altri 3 anni, ho potuto distribuire 300 Bibbie negli spogliatoi con tutte le squadre che venivano a giocare, ho potuto testimoniare e tutto quanto. Ma la cosa che il Signore mi ha chiamato a fare è aiutare gli atleti, aiutare quest'ambito che molte chiese, molte persone dentro la Chiesa non sanno di che cosa sia, di che cosa si tratta, di come devono trattare gli atleti. È molto complicato, perché è un ambiente che se non sei dentro non puoi capire le dinamiche, la pressione che hanno gli atleti, tutto quello che passano, gli allenamenti. Io per 17 anni mi sono allenato 2 volte al giorno, tutti i santi giorni, e più la partita la domenica o al sabato. Quindi diciamo che c'è una pressione e più cresci, più maturi e più raggiungi livelli importanti, più la pressione sale, ma non sale soprattutto dai presidenti che ti pagano, che tu devi rendere, ma anche dalla stampa, dai tifosi, dai familiari stessi che ti condizionano. Ed ecco che l'atleta viene attaccato in diversi ambiti. Noi sappiamo che c'è la parte mentale, spirituale e fisica. E quello che noi come atleti di Cristo, e qui oggi rappresento il gruppo degli atleti di Cristo in Italia, quello che facciamo è semplice. Vogliamo aiutare gli atleti in queste 3 aree, vogliamo supportarli nel loro percorso di fede, vogliamo sostenerli in qualsiasi modo noi possiamo. Perché? Perché molte volte la Chiesa non riesce a capire i bisogni delle persone che sono dentro la Chiesa e che sono credenti. Dicono, ma tu sei sempre fuori la domenica, non vieni mai al culto. Ma perché non vieni agli studi settimanali? È il mio lavoro. Il Signore mi ha chiamato a fare questo e io devo onorarlo e glorificarlo per questo. Ed ecco che gli atleti aiutano in questo, con gli studi biblici settimanali, con gli incontri che facciamo. Quindi ecco che noi andiamo a sostenere un atleta nel bisogno, ma soprattutto aiutiamo la chiesa locale, le diverse chiese locali dove gli atleti frequentano, ad essere più consce del problema dell'atleta, e vogliamo veramente supportare ed equipaggiare anche le chiese nel gestire l'atleta nel miglior modo possibile. Perché a prescindere dall'atleta è una persona come voi ragazzi, è una persona con gli stessi problemi, con le stesse difficoltà, con le stesse problematiche, ma solo che gioca a sport. Quindi ecco quello che sono gli atleti di Cristo, quello che è il mio lavoro, quello che sto cercando di fare sempre in connessione con le chiese locali. Quindi quest'oggi sono qui per presentarmi, ma anche per connettermi a quello che direte. Le difficoltà, io ho avuto una difficoltà, non sapevo a chi andare, potevo dire io, risolvo io, ma il passato della mia vita ha dimostrato tutto il contrario. Io ho cercato di gestire la mia vita, risolvere i problemi come io volevo, ma non come Dio voleva che io li affrontassi. Ecco che in quel momento mi sono affidato a Dio, ho detto Dio, non ce la faccio più, adesso tocca a te a prendere in mano la mia vita. Ecco che le mie difficoltà le porto a te, perché questo è quello che Lui ci chiama a fare, a portare i nostri pesi, tutte le nostre problematiche a Lui, e Lui le risolverà. Problemi che gli atleti affrontano. In questa chiesa voi avete un atleta, anche se non viene mai o pochissimo in chiesa, è un atleta a livello internazionale, fa pattinaggio artistico. Probabilmente molti di voi non la conoscete, ma oggi è qui, quest'oggi, perché è libera dagli impegni, perché vuole stare con la chiesa locale, sente il bisogno di essere con la chiesa locale. E martedì partirà e andrà a fare i mondiali, non la gara dell'oratorio, andrà ai mondiali a essere una luce per Cristo in Colombia. E questo qui dovete essere orgogliosi di lei, perché lei sente appartenenza alla Chiesa,
vuole venire in chiesa, ma purtroppo non può farlo assiduamente come lo potete fare voi. Ecco che lei sente anche questo problema, questa difficoltà nel venire, ma secondo me una cosa che si può fare è pregare per lei, ricordarsi in preghiera di Alice. Alice, ti puoi alzare così vedono chi sei, che possano, pregare per lei, perché anche martedì che partirà andrà in Colombia a fare i mondiali, lei se l'è nata da morire, ma ci saranno delle difficoltà che l'aspettano, perché il nemico non vorrà che performi al 100% delle sue potenzialità. Il nemico vuole che sbagli, che sia affranta, che sia triste, che sia giù di morale, ma noi vogliamo sostenerla in preghiera. Noi vogliamo veramente essere qui quest'oggi, prima del messaggio, pregare per lei, perché anche se non la vedete spesso, lei sente appartenenza a questa chiesa ed è la cosa più bella che un atleta può avere, sentire l'appartenenza a una chiesa locale, al corpo di Cristo. Credo che possiamo, magari uno o due può pregare per Alice per martedì, per i campionati mondiali che affronterà, che possa il Signore guidarla, sostenerla, ma anche dargli il coraggio di venire più spesso in chiesa quando è libera, perché non è semplice. Il nemico vuole allontanarci dalla chiesa, ma noi vogliamo andare in chiesa, incoraggiare gli atleti ad andare in chiesa e ad essere una continua testimonianza, perché ha tante storie da raccontare. Me ne ha raccontato 3-4 in macchina quando stavamo venendo qui e io sono rimasto impresso da come la sua testimonianza nell'ambito del patinaggio a rotelle, solo dance, lei sta facendo. E veramente sono orgoglioso di te, Alice. Continua così. Credo 2 o 3 possono pregare, poi vi voglio presentare anche l'altro ragazzo che è qui, che fa parte degli atleti, e così poi passiamo al messaggio, ok? Vai, Kair. Vieni, dai. Dai, vieni Alice, dai. Vieni, vieni. È un privilegio per noi avere questa. Para mondiali in Colombia. Ok. Prego, doppio prego. Signore, grazie per questa serata. Signore, ti ringraziamo perché hai portato ognuno di noi qua, Signore, oggi, nonostante le difficoltà, gli impegni, Signore. Ti prego in special modo in questo momento per la vita di Alice, Signore. Ti ringrazio perché l'hai portata qui oggi, Signore. Sappiamo che il motivo per cui lei è qui, Padre, è voluto da te, Signore. Prego per la sua vita, Signore. Prego che lei in questi mondiali possa splendere, Signore, che la tua grazia si possa manifestare in lei, Signore, che la tua grandezza si possa manifestare in lei, Signore. Prego che tu possa continuare a guidarla, a sostenere la sua vita, Signore, che durante le battaglie, Padre, tu possa combattere con lei, Signore, al suo fianco, Signore, e che lei possa avere il coraggio, Padre, di combattere il nemico, Signore, allontanarla da lei, Signore, per continuare la tua volontà in lei, Padre. Ti chiedo tutto questo, Padre, nel tuo santo nome, Padre. Amen. Amém. Nosso Padre, quanto é precioso essere qui questa sera, pregare per Alice, ricordare della sua storia, della sua vita, quando mi ricordo quella piccola bambina e oggi qua, oh Padre, tu já hai portato lei a un livello mondiale. E quanto é prezioso sapere, oh Padre, che tu stai usando questa vita a proclamare la tua gloria. E che ovunque lei sia, Padre, ovunque lei possa andare, possa essere luce e sale. E possa dimostrare, oh Padre, la sicurezza, la fiducia in te. Perché sei tu, il Signore, oh Padre, che può fare prosperare la sua storia, Padre. E che la storia di Alice sia la tua storia, Padre. E che ovunque lei possa andare, possa dire che Cristo Gesù è il Signore. Grazie per questa vita, Padre, e grazie per la testimonianza che lei può dare, oh Dio, della sua storia. E che adesso in Colômbia, Padre, in un luogo completamente diverso, com tanta pressione, lei possa estar lì
irresistível e salda, Padre, fortificata em Te e prosperar em Te. E que ele possa sempre sentir e ascoltar a Tua parola e meter em prática tutti i Tuoi insegnamenti, in modo che possa crescere in Te. Benedici, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Sì, ho superato i 15 minuti. Ok. No, dai. Allora chiamo anche Diego, vieni qua Diego. Diego, dai. Lui è un altro atleta che sto studiando e poi finisco. È venuto qua per la prima volta perché non ci siamo mai visti di persona. Ed è bello vederti, fratellone. E la cosa che mi fa piacere è che fra poco qui a Treviso si aprirà un gruppo di studio fra atleti. Quindi noi vogliamo che questa Chiesa preghi per questo gruppo che si formerà, che sia di supporto per coloro che sono qui sul territorio, perché è importantissimo. Quindi ringrazio Diego per essere qui con noi quest'oggi e credo che lui sarà anche uno che farà parte di questo gruppo, essendo che abita qui vicino. Quindi preghiamo anche per lui, che è un calciatore, la sua idea è di iniziare una squadra di calciotto, con altri 2 credenti, per raggiungere il mondo del calciotto nella sua area. Quindi un obiettivo molto importante, calcio 5, e quindi molto importante anche per lui. Quindi possiamo operare in diversi modi: rotelle, calcio, basket, abbiamo un altro calciatore nella vostra chiesa. Siete una squadra, siete una chiesa sportiva, quindi meglio di questo non si può avere. Quindi grazie per la possibilità di aver condiviso, grazie, e secondo me adesso c'è anche da ascoltare un bel messaggio che riguarda proprio quello che ho parlato. Conosce o Daniel? Daniel. Bene, mi sentite bene? Sì, adesso sì, ok. Che bello, che privilegio, no? Mi piace tanto lo sport. Diego, non so se tu sai, io sono stato l'allenatore di Lionel Messi, ma io ho inserito lui come portiere e dopo lui è scappato. Ok, mi piace tanto il calcio, veramente, come tu hai detto, la pressione è tantissimo lì e quanti di voi volete essere un calciatore, un grande atleta, ma deve sapere resistere alla pressione. E non è solo una pressione economica, ma soprattutto spirituale. Perché lì non è un mondo molto facile. Che Dio vi benedica. Ok, abbiamo ancora gli altri 2 atleti qua che sono no calcetto, no, che giocano. E domani saremo con loro, sicuramente parleremo di loro, di questa storia. E che questa chiesa qua sarà aperta a appoggiare tutto questo ministero. La nostra Chiesa Battista deve servire, deve appoggiare e continuare a proclamare il regno di Dio ovunque sia. E non possiamo stare con gli occhi chiusi su questo. E tante volte mi preoccupo perché i genitori non riescono a vedere la visione spirituale che esiste in questo mondo. O quanto i genitori devono appoggiare i vostri figli, camminare con i vostri figli, guidare i vostri figli, portare i vostri figli a questa conoscenza del Signore e stare assieme a loro. Perché tante volte i genitori non percepiscono che devono stare attaccati ai figli in questa storia. E questo è prezioso. Ok? Diventare fiduciosi nei tempi difficili. Oggi sarà questo argomento che stiamo ripartendo qua di questi nostri studi. I tempi difficili abbiamo, stiamo vivendo tempi difficili. E se tu pensa, o tempo sarà melhor, eu penso di no. La storia che eu sempre dico, noi dobbiamo preparare i nostri figli ai tempi difficili e non preparare i vostri figli a stare bene, ma o preparare un mondo migliore per il futuro. No, noi dobbiamo preparare i nostri figli per un mondo che sarà difficile. Leggiamo Apocalisse 13, 16 e 17. Apocalisse 13, 16 e 17.
Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o un numero corrispondente che corrisponde al suo nome. Nós stiamo vivendo questo periodo molto difficile e sappiamo che la bestia, nemico, o diavolo, ossia, cominceranno a agire in questo mondo e noi cominciamo a percepire che la situazione sarà un disastro. E oggi, quando parliamo di Covid, circa 2 o 3 anni fa, e parlando hoje della situazione che noi viviamo, nós stiamo vivendo um caos econômico, nós stiamo vivendo um caos sociale, nós stiamo vivendo um caos de mancanza di rapporto umano, nós estamos vivendo um caos dove o individualismo é muito forte. E quando vediamo tudo que é cambiato nella storia, eu estava pensando qualche tempo fa nella nostalgia della década de 70, 80, dove era completamente diverso. E hoje vediamo sempre que o inimigo está começando a criar um espaço, e é bíblico questo. Perciò que nós estamos vivendo um período muito crítico nella storia, e a sicurezza econômica hoje é um desastre, e a sicurezza sociale delle famiglie é um desastre. Mai ho visto tanti divorci e separazioni nelle famiglie come in questo periodo. Mai ho visto tanto conflitto dei figli genitori come in questo periodo. Mai ho visto tante situazioni drammatiche nella storia dell'umanità come in questo periodo. Noi viviamo in un mondo dove l'amarezza comincia a avere sopravvento. Noi viviamo in un mondo dove le difficoltà sono difficili. E tante volte noi gridiamo a Dio, può avere pelo menos 5 minuti di un respiro? Non so se voi já avete percepito questo. Eu vedo la gente hoje com tanta amarezza, com tanto dolore, e Cristo Gesù ci ha insegnato che cosa importante per togliere l'amarezza. Che cosa che Gesù ci ha insegnato? Comincia com per e finisce com dono. Perdono. E vediamo la gente prendendo cura de uma amarezza, serbando una amarezza e togliendo tutto il principio che Cristo ha insegnato, in modo che io possa inserire non la mia vita, ma inserire quello che Cristo ci ha insegnato. Perciò o perdono toglie via tutta l'amarezza. Perciò che questo caos sociale è una cosa danosa. Circa 2 settimane fa eu stava guardando la TV, eu ho abbandonato il telegiornale, non so se è un sbaglio o no, tra poco io scoprirò questo, ma era un mercoledì a casa, 3 notizie. Una ragazza è stata uccisa perché ha preso le sue lenzuola vicino alla macchina di un vicino di casa. È stato ucciso. Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso perché ha parcheggiato il suo motorino in un posto che non doveva parcheggiare vicino a un bar. Un'altra persona è stata uccisa per la mancanza di 5 euro in un acquisto. Le cose banali e la gente oggi comincia a vivere la stupidità, la ignoranza e le cose completamente anomale. È questo il nostro mondo oggi. E se noi non siamo pronti a questo mondo, noi soffriamo tantissimo. E è interessante che in Giobbe capitolo 8, 1:8, o Signore disse, qua, o nemico che comincia a avere spazio na storia, o Signore disse a Satana, hai indottato il mio servo Giobbe, non c'è un altro sulla terra come lui sia integro, retto, tema Dio e fuga del male. Satana rispose al Signore, forse per nulla che Giobbe teme Dio, non lo hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Tu lo hai benedetto, l'opera delle sue mani e di bestiame ricopre tutto il paese. Ma estende un po' la tua mano, tocca quanto ele possede e vedrai se non ti renega in faccia. Quello dialogo, possiamo un giorno discutere su questa storia qua, del diavolo, di Satana e Dio sulla storia di Giobbe. E tante volte noi pensiamo Giobbe era integro perché aveva una situazione economica stabile. Giobbe era integro perché aveva riparo, famiglia. Ma Dio ha parlato, può toccare nella sua vita, tranne la sua vita. E il diavolo comincia a avere questo. E Giobbe continua a essere integro. Ossia, troviamo una persona integra che non era basato su quello che aveva, ma era integro basato su quello che lui aveva di conoscenza con Dio. Ma in quel momento vediamo un nemico che comincia a lavorare in quella vita per distruggere quella vita. Io non conosco tanto la vostra vita tramite di Astrid che è qua, ma
Será che o nemico hoje já não ha chiesto un'autorizzazione sulla tua vita e sta cercando di distruggere la tua vita? Tu já cominciato a percepire che ci sono certe cose anomale nella tua vita che tu stai cominciando a dare spazio? Será que tu não stai ascoltando troppo qualcosa che non appartengono ao Signore? E mi preoccupo con i ragazzi e con i giovani. Tre aree, posso dire, molto forti. Quali sono le 3 aree pericolose per i giovani? Ok, questa età já sono 40 anni che ho già passato, non sono più giovane. Io ero giovane nella década di 70. Quali 3 aree pericolose per voi, ragazzi? Sesso? Musica, ma dobbiamo... Sesso? Droga? E álcool. Sono 3 cose molto pericolose per i ragazzi oggi. E è interessante che quando io comincio a toccare una piccola cosa in qualsiasi di queste 3 aree, io posso diventare dopo un schiavo. E o nemico comincia a lavorare nella mia vita e quando io percepisco io sono un schiavo dell'alcol, schiavo della droga, schiavo nell'area sessuale. E quanti dipendenti qua della pornografia, quanto dipendente dell'alcol, quanto dipendente della droga nós possiamo avere? O se o nemico comincia a ocupare o spazio che abbiamo dato a lui e quando percepiamo, come risolvere questo? Perciò che noi non possiamo dare spazio a qualcosa che possa distruggere la nostra vita. Um atleta in queste 3 aree, finita la carriera, no? Finita la carriera. Mi ricordo di un grande calciatore che è venuto qua a giocare in Italia, chi si ricorda di Adriano, chi si ricorda di Alexandre Pato. Loro 2 sono caduti nelle trappole e hanno perso tutto un talento e una capacità. E tanti di noi che possiamo fare una carriera, una vita spirituale, possiamo cadere nelle trappole quando percepiamo abbiamo caduto in un inganno. La mia grande domanda adesso a voi, c'è qualcosa che vi ha tolto la gioia? C'è qualcosa che vi ha tolto la gioia di venire ao incontro di sabato, di venire in chiesa, di stare insieme con gli amici? C'è qualcosa che vi ha tolto? È quello lì che o nemico sta cercando di inserire nel tuo cuore e nella tua vita per distruggere la tua vita. Ma voi dovete resistere a questo e quando noi resistiamo a questo, o nemico farà che cosa? Ciao, ciao, va via. Perché quando mi sottometto al Signore, mi umilio al Signore, o nemico va via e eu devo resistere. Non sono io che devo scappare, ma o diavolo hoje está libero. Perciò noi dobbiamo stare attenti. Matteo 24, 21. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Perché questa grande tribolazione? Il nemico è qua, i demoni sono qua, stanno agendo. E perché abbiamo questo oggi? Per 2 situazioni. O primo è perché Dio ha permesso, perché o mundo hoje está vivendo um desastre morale. Sodoma e Gomorra. E a storia non cambia. L'umanità ha abbandonato il Signore. Secondo principio oggi è che abbiamo la Chiesa apatica. E quello che mi preoccupa è una Chiesa che è contente e felice di essere qua, un sabato, una domenica, ma quando questa Chiesa esce fuori, sembra troppo passiva. Noi abbiamo bisogno di una Chiesa un po' più che invada, che sia più aggressiva, che possa proclamare questo Evangelho in modo più attivo. Ou seja, nós stiamo dando spazio perché abbiamo una società corrotta, una società malata, e la Chiesa dentro di questa società si diventa passiva e comincia a adattarsi a questi stili. In quel momento le tribolazioni arrivano e dopo noi pensiamo, perché? Perciò in questo momento eu devo fidarmi di una sola cosa, del Signore. L'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Io devo fidarmi del Signore. Perciò che Matteo 24, 12 dice così, l'iniquità aumenterà, l'amore di più si raffredderà. Noi siamo egoisti. E noi non siamo stati chiamati a essere egoisti. Noi siamo stati chiamati ad amare, morire a noi stessi per gli altri. Ma noi vogliamo le cose per noi. E è questo il risultato, il frutto di una società oggi che sta distrutta e la Chiesa passiva. Queste sono le cose che stanno succedendo. Ma io qua è che devo pensare adesso. La mia fiducia dov'è?
Queste cose succederanno, ma io non posso perdere la gioia, non posso perdere la sicurezza, non posso perdere la speranza. E dove è la mia fiducia? In chi? È nel Signore. Prima Giovanni 5,4. Poiché tutto quello che è nato da Dio, che legge per noi? Tutto quello che è nato da Dio, punto. C'è una promessa per quelli che sono nati da Dio, che è la vittoria. Lei andrà adesso in Colômbia per il mondiale e tu vuoi tornare con la vittoria. Mi piace entrare in un campo, in un stadio e uscire di là con la vittoria. Ma c'è una promessa di sicurezza qua, che quando io sono nato in Dio, c'è una promessa di vittoria. E tutti quelli che sono nati che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che abbiamo vinto il mondo. In quale modo? È la nostra fede. Che cosa è fede? La certezza. Io non vedo, ma io sono sicuro che succederà. Io non riesco a vedere, ma io sono sereno, perché il mio Dio non mi abbandona. Ci sono delle difficoltà? Sì. Io ringrazio a Dio per i problemi e per le difficoltà, perché un deserto soltanto può essere pronto, e só può essere pronto per una guerra perché si sta in allenamento, si è pronto. Perciò le difficoltà che Dio ti dà è che io devo allenarmi spiritualmente per il combattimento. Quando non ci sono dei problemi, la nostra vita diventa una pigrizia mentale, una pigrizia spirituale e una tristezza. Ma quando ci sono i combattimenti, eu devo allenarmi in preghiera, eu devo allenarmi nel Signore. E questo si chiama inserire la fede. E la fede è certezza. Eu non riesco a vedere quello che succederà, ma il Signore è con me. E se o Signore é com me, eu posso essere sicuro. La grande dimostrazione di fede è che davanti alle difficoltà, eu estou bene. Eu estou bene. La grande certezza è che quando c'è un Goliata davanti a me, eu prendo una pietra, una fionda e distruggo quello gigante, ma estou bene. Io arrivo davanti a quello gigante senza paura, perché la fede mi farà questo. La fede è perché io conosco Dio, e conoscendo Dio è perché io sono nato, e se io sono nato in Cristo Gesù, la vittoria viene. Perciò la mia fiducia, la mia sicurezza è nel Signore. E è Lui che può sconfiggere tutti i miei nemici. Perciò che quando c'è una battaglia eu devo ringraziare a Dio. Senza battaglia non c'è vittoria. E un esercito quando riposa è un esercito distrutto. Se questa ragazzina qua passa 4 mesi senza allenamento, che cosa succederà con te? Ciao, è finito. Deve prepararsi sempre. E questo è con fatica. Perciò che la opera di Dio si fa con le fatiche. È fatica, è impegno. Ma io ho fiducia, la fede che il Signore mi darà la vittoria. È in questo modo che io devo combattere. Perciò un vero soldato di Dio cerca la guerra per sperimentare la sconfitta di un nemico e per manifestare l'identità di Cristo. Perciò che noi dobbiamo ammettere che la maggior dei casi noi conosciamo Dio in teoria, ma dobbiamo conoscere Dio in pratica quando verranno i momenti difficili. Giobbe 42,5, dopo tanti momenti difficili. E finiamo con questi 2 versetti. Che cosa dice qua? Giobbe 42,5. Chi legge per noi? Chi conosce Dio tramite i genitori qua? Basta, deve cominciare a conoscere Dio tramite la tua propria vita. È una domanda un po' trabocchetta, no? Hai conosciuto Dio tramite i genitori? Bellissimo. Ma tu devi avere conoscenza di Dio tramite un'esperienza personale. Ho conosciuto, ho sentito parlare di te, ma dopo tutte queste battaglie, meglio che ti ha visto. Adesso ce l'ho un'esperienza personale con Dio. Tu ce l'hai un'esperienza personale con Dio? O tu preferisci credere nel Dio dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, dei tuoi cugini, dei tuoi amici? Dio è Dio della tua storia? Perciò Giobbe, dopo tanta battaglia, la fiducia in Lui, adesso, io avevo sentito parlare di te, ma adesso i miei occhi ti hanno visto. Giobbe
Avanti 42, 1 e 2. Allora Giobbe rispose: Signore, io riconosco che tu puoi tutto, che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. Io só posso dire questa frase dopo che io passo per una battaglia molto grande. Io posso dire: mio Dio può tutto. Perciò, se tu stai passando por um momento difficile, e se tu sei perseverante, se tu sei constante, se a tua gioia e esperança é no Signore, e se a tua fede é no Signore, e tu continua a allenarti in questa battaglia, tu scoprirà questa frase: adesso io conosco un Dio che può tutto. Che può tutto. Pastore Sandro è qua o no? È qua. Stavo ti guardando di là. Sicuramente oggi noi abbiamo una doppia, tripla gioia, no? Vedere tutti questi ragazzi qua per noi è una grande gioia. Oggi andiamo a casa con tanta gioia, sicuramente io e il Pastore Sandro, perché in mezzo alle battaglie abbiamo visto un Dio che può tutto. E con i nostri occhi, perché il Signore è con noi, è con questa Chiesa. Nelle battaglie continuiamo con fede e il Signore ci farà vedere con i propri occhi quello che il Signore desidera con noi, la opera del Signore. Perciò ragazzi, le battaglie fanno parte e noi dobbiamo ringraziare il Signore in mezzo alle battaglie come un bravo soldato o in una bella competizione con un bravo atleta, un competente atleta. Ma dobbiamo essere sempre allenati e la fede che ci spinge questo. Perciò fiduciosi in mezzo alle battaglie. Non posso lamentarmi dei problemi, mai. Devo ringraziare a Dio perché è un privilegio per un allenamento spirituale di conoscenza con Dio. La mia preghiera, la nostra preghiera oggi è che tu possa avere una esperienza con il Signore con i tuoi occhi e tu possa dire: adesso io conosco un Dio che può tutto. E che ali ci possa ritornare dalla Colombia e arrivare qua e dire: oh, ho vinto! E noi staremo dicendo: hai visto un Dio che può tutto? E tu hai visto con i propri occhi. Alleluia. Preghiamo. Chiudi i tuoi occhi. Pensa in te. Noi non possiamo isolarci nella nostra stanza e soffrire nelle nostre incomprensioni della vita. Ma noi dobbiamo stare in una battaglia per una sola ragione. Quali sono le battaglie che il Signore ti ha dato? Sicuramente il Signore ti ha dato un proposito, una battaglia per sconfiggere il nemico. Sicuramente il Signore ti ha chiamato a una battaglia. Tu stai combattendo? Tu stai combattendo? Le battaglie sono molto più grandi di me, perché io devo esercitare la fede. Le battaglie devono essere molto più grandi di me, perché io devo riposare in un Dio che può tutto. Le battaglie devono essere più grandi di me, perché i miei occhi devono vedere un Dio che agisce. Io posso vedere Dio con i propri occhi che agirà. Ringrazia Dio per i momenti difficili, per le tribolazioni. Ringrazia Dio. Nostro Padre, che privilegio appartenere alla tua squadra. Che privilegio appartenere al tuo esercito. Che privilegio, Padre, essere allenato da te. Che privilegio, Padre, ricevere la capacità che proviene da te. E che tu possa, Padre, eseguire i tuoi progetti, i tuoi sogni nella vita di ciascuno di noi, di questo gruppo di ragazzi, adolescenti, giovani, preadolescenti. E che loro, Padre, possano prosperare con una fede in te, oh Padre. Non desistere, non mollare mai da una chiamata, di continuare a essere costanti e di essere fortificati in te. Benedici questo gruppo, Padre. Fortifica e che la loro costanza, Padre, possa provocare nel mondo spirituale una sconfitta di un nemico
E qua noi possiamo vedere la tua gloria coi propri occhi e vedere che è un Dio che può tutto. Grazie e benedici, oh Padre, questo gruppo nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Puoi dare un abbraccio nella persona al tuo fianco e dire andiamo avanti, costanti nella battaglia, ok? Ma dà un abbraccio e prende questa persona e metti in piedi, non lascia seduto. Ok, questo gruppo di ragazzi sono molto pigri di essere seduti. Possiamo abbracciare e dire continuiamo con fede, con perseveranza e continuiamo in questa battaglia perché il Signore ci ha chiamato a questo e tu sei prezioso e preziosa per me in questa storia. Amen? Amen? 3, 2, 1, ok, ottimo. Ragazzi, la musica è con voi. Beatrice, qual è la canzone? Grande forza? Ok, cantiamo, lodiamo a nostro Signore e viviamo questa esperienza di lode a Lui. Prima di dare al nostro Signore le 10 offerte, volevo leggere questo versetto che si trova in Romani 12:2 e dice: non confermatevi a questo mondo, ma state trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Mentre parlava il pastore Caio, stavo pensando a questo. Il mondo tutte le volte cerca di farci sentire giù, cerca di farci sentire tristi e quando ci troviamo con difficoltà nella nostra vita ci spinge a pensare che non ce la faremo, che questi problemi sono troppo grandi per noi e che non riusciremo ad affrontarli, ad avere vittoria. Invece il Signore ci dice che il suo piano sussiste, ci dice che il suo proposito per la nostra vita e quello che Lui ha progettato per noi sarà quello che avrà vittoria infine. E il Signore ci dice che di non ascoltare il mondo, di non ascoltare quello che ci dice la nostra società, quello che magari possiamo anche sentire dalla persona intorno a noi, ma di fidarci di Lui solo e di guardare a Lui ed essere trasformati, il nostro modo di pensare. E vorrei che possiamo pensare a questo e che magari anche adesso stiamo affrontando un momento molto difficile, che può essere molto diverso per ognuno di noi, però il Signore ci sta chiamando a rivolgere lo sguardo a Lui e di non conformarci a quello che ci dice questo mondo e quello che abbiamo intorno a noi, però di ascoltare e di ricordarci della Sua parola e di quello che ci dice a noi. Sì, abbiamo il nostro momento di 10ª offerta adesso, quindi che possiate dare quello che sentite nel vostro cuore, può anche essere il vostro problema che state affrontando in questo momento, che il Signore vi sta chiamando a dare a Lui. Sì, cantiamo. Ogni creatura celeste
Signore, ti ringraziamo di nuovo per questa serata. Signore, ti voglio pregare per queste offerte portate qui a te, Padre, per la tua opera. Signore, prego che tu possa continuare a operare in questa chiesa, Padre, che la tua gloria possa risplendere su ognuno di noi, Signore. Prego che tu possa benedire, Padre, ogni persona presente qui, Padre, ogni persona che non è potuta essere qui, Padre, che tu possa prepararci, Signore, le battaglie a venire, Signore, che possiamo essere veramente dei forti guerrieri in te, Signore. Ti chiediamo tutto questo, Padre, nel tuo santo nome, Padre. Amen. Ok, per il momento degli annunci volevo intanto ringraziare Diego, è stato molto bello avervi qui, fare un grandissimo in bocca al lupo ad Alice, forza, buon mondiale, dopo tutto il mondiale è una sfida di tutti i giorni, no? No, comunque sei nelle nostre preghiere sicuramente e tra poco ci sarà la divisione nei piccoli gruppi e prima di lasciarvi andare però io vorrei chiamare qui 2 persone speciali che hanno avuto un'occasione speciale in questa settimana. Vedo già le mani alla bocca. Giusy, Nicole, venite qui. Fate un applauso per imbarazzarle. Una qui. Perfetto, le nostre fanciulle, ordini dall'alto. No, adesso noi vogliamo pregare per queste ragazze, un compleanno è sempre un'occasione bellissima, sono giovani, tanto giovani, mi fanno sentire estremamente vecchio. Sto iniziando a smettere di chiedere in che anno sei nato, perché la risposta è sempre più sconsolante. Ah, sono nato nel 2010, c'era il mondiale in quell'anno, io me lo ricordo. Sto diventando vecchio. Quindi, preghiamo Chiesa per queste 2 fanciulle, pregherò io. E niente, benediciamo la loro vita, questo altro anno che Dio gli ha dato, che sia un anno pieno di benedizioni, adesso è ricominciata la scuola con tutte le sue sfide, ma Dio sarà accanto a voi ragazzi. Preghiamo. Signore, noi vogliamo ringraziarti per la vita di Giusy, per la vita di Nicole. Signore, ti voglio ringraziare per le loro vite, per le loro famiglie, per quello che loro fanno in questa chiesa, Signore, per la chiamata che tu sicuramente hai per ciascuna di loro. Ti prego che tu possa benedirle e proteggerle, Signore, durante tutto quest'anno, che loro possano essere testimoni di te, che come tu attraverso Paolo hai detto a Timoteo, loro non devono avere paura della loro giovane età, ma che siano testimoni coraggiosi e fedeli di te, Signore. Benedici loro, le loro famiglie, nel nome di Gesù. Amen. Bene, un'ultima cosa, Diego ha lasciato una serie di opuscoli dietro su un lungo tavolo che c'è accanto alla porta, chi è interessato, chi vuole sostenere, chi vuole partecipare delle attività con gli atleti e può farlo, può guardare un'occhiata là, ragazzi siete liberi, andate pure. E niente, adesso ci sarà la divisione in piccoli gruppi, se siete confusi al riguardo chiedete ai pastori, a me vi indichiamo dove andare. Dio vi benedica e buona serata.